Per Portogruaro Torino Livio Forma. Forma. Eccoci qua, la partita è appena iniziata, si gioca da 10 secondi, a Portogruaro le giornate limpida, l'aria frizzante, c'è il tutto esaurito qui allo Stadio Mecchia. Diamo subito velocemente le formazioni. Il Portogruaro gioca con Rossi tra i pali, Esposito, Franceschini, Madaschi e Cibocchi in difesa, Scarpa, Scozzarella e Schiavon al centrocampo, Tarana, Cunico e Altinier e il tridente d'attacco. Risponde il Torino con il portiere Rubigno, difensori D'Ambrosio, Di Cesare, Ogbonna e Zavagni, i centrocampisti Lazzarevic, Devezze, De Feudis e Sgrigna. Le punte sono Bianchi e Antenucci. Dirige la partita il signor Stefanini di Prato. Oggi avrà la collaborazione degli assistenti Rubino di Salerno e Longo di Paola. Torino in maglia e pantaloncini e calzettoni bianchi, mentre la divisa del Portogruaro è completamente granata. Lì nello studio di Motta, il Torino in vantaggio, stacco di testa su calcio d'angolo di Bianchi, palla in rete, cambia il risultato al Mecchia di Portogruaro. Al 19esimo passa in vantaggio il Torino con uno stacco di testa di Bianchi. Novara. Linea Portogruaro. 21 minuti e 50 secondi qui a Portogruaro, al 19esimo è passato in vantaggio il Torino, cross dalla sinistra e Bianchi nell'area intasatissima ha colpito il pallone dall'alto in basso insaccandolo a fil di palo, un gol dei suoi, un rapace di area di rigore Bianchi, il capitano Granata. Adesso attacca la squadra del Torino, ancora un lungo lancio però da parte di Devezzi in una zona in cui non ci sono compagni di squadra, pallone che entra nell'area di rigore avversaria, con i piedi il portiere Rossi imposta un nuovo tema offensivo servendo centralmente Franceschini. 22 minuti 20 secondi, Portogruaro 0, Torino 1, studio. Però era fuori dal campo, non era stato autorizzato. Scusa, è finita la partita di Portogruaro, il Torino ha battuto il Portogruaro per 1-0, nel periodo non collegato Lazzarevic ha fallito una clamorosa occasione per portare la squadra granata sul 2-0. Dunque finale Portogruaro 0, Torino 1. È finita anche la partita di Bergamo.